I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Quarantenne aggredita e violentata in pieno giorno mentre fa jogging in un bosco di Locate de Triulzi nel milanese, indagano i carabinieri. Qatargate, il Tribunale di Bergamo congela e sequestra 6 conti correnti, 240.000 euro riconducibili ad Antonio Panzieri e alla figlia Silvia. Basket Eurolega, incredibile, rimonta dell'Olimpia Milano, da meno 17 segna un parziale di 21-1 e batte Monaco. Prima vittoria in casa dopo 7 sconfitte consecutive, Forum in delirio. Questi i titoli di oggi del Gazzettino Padano. Buongiorno da Maura Tani e Eleonora Di Lauro, che conducono la prima edizione del giornale Radio Rai della Lombardia. Curano la parte tecnica Roberto Badiali e Antonino Faranda. Gli aggiornamenti sulla viabilità con Radio Traffic Alex Intermite. Grazie per la linea e buon 24 dicembre. Il traffico in questi minuti è regolare su tutte le strade della regione, non si verificano particolari disagi. Allora vi ricordo che sulla tangenziale ovest di Milano il tratto rimarrà chiuso per lavori allo svincolo di Roppero fino a quello della 8 Milano Varese in direzione Laghi. Questo dal 3 gennaio fino al 5 gennaio nella fascia oraria 22/6. I percorsi alternativi prevederanno la deviazione del traffico su viabilità ordinaria. È tutto per questo appuntamento, vi restituisco la linea. Ora le previsioni del tempo con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese. Un promontorio anticiclonico si consolida sul Mediterraneo e si allunga fino alla barriera alpina. Il tempo resta stabile almeno fino a lunedì sera, quando una veloce perturbazione scorrerà lungo le Alpi. Le giornate sono soleggiate ma con foschia e nebbie persistenti sulla pianura. Temperature al di sopra delle medie del periodo. Previsioni oggi: nuvolosità irregolare spesso estesa soprattutto in serata. A tratti locali schiarite, asciutto, foschia e nebbie dense nelle ore più fredde. Temperature massime tra 8 e 11 gradi, minime tra 3 e 6 gradi, zero termico a 2300 metri. Domani Natale soleggiato ma con nebbie e nubi basse sulla pianura che si dissolveranno solo parzialmente durante le ore più calde. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Il Gazzettino Padano. La cronaca in apertura con la violenza subita da una quarantenne aggredita mentre faceva jogging a Locate de Triulzi nel milanese. Hanno lavorato fino a sera i carabinieri della sezione investigazioni scientifiche in un tratto di campagna a Locate di Triulzi nel milanese, dove una donna di 40 anni ha denunciato di essere stata violentata da un uomo mentre stava facendo jogging nei pressi della cascina Nesporedo. Un racconto terribile. La vittima, residente nella zona, si trovava nel parco agricolo Sud Milano e stava percorrendo una stradina tra i campi, poco oltre la cascina e verso la strada provinciale. Intorno alle 14:30 ha incrociato un uomo, descritto come di colore, che l'ha afferrata alle spalle, poi l'ha trascinata in un boschetto e l'ha costretta a subire un rapporto sessuale. Non appena l'aggressore si è allontanato, lei ha chiamato i carabinieri, ferita e sotto shock. La donna è stata trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano per le cure mediche. Sul posto hanno lavorato tutto il pomeriggio il nucleo investigativo di Milano e i militari della compagnia di San Donato. I carabinieri hanno scandagliato l'intera area alla ricerca di elementi che possano ricondurre al presunto autore della violenza. L'uomo è fuggito e non è stato al momento rintracciato. Roberto Rotondo, TGR Lombardia. Giallo a Guidizzolo nel Mantovano, dove un operaio di 37 anni di origine indiana è stato trovato morto con segni di ustione sul corpo nei campi lungo la strada per Selvarizzo. L'uomo residente in zona era uscito di casa all'alba in scooter per recarsi al lavoro in un'azienda agricola di Castel Grimaldo di Volta Mantovana. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'operaio potrebbe essere rimasto folgorato, ma nessuna ipotesi viene al momento esclusa. Gli sviluppi dell'inchiesta Qatargate, sequestrati altri conti in Italia, 240.000 euro riconducibili ad Antonio Panzeri e alla figlia Silvia.
Dopo Milano, Bergamo, un'altra procura italiana entra in scena nel Qatar Gate, 6 conti congelati su richiesta dei magistrati belgi che indagano sul presunto sistema corruttivo messo in piedi per influenzare l'Europarlamento. I conti sono intestati all'ex eurodeputato Antonio Panzeri e alla figlia Silvia, l'ex segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati Luca Visentini, e a Francesco Giorgi, ex collaboratore proprio di Panzeri. In una nota la procura orobica spiega di aver bloccato in particolare circa 200.000 euro su un conto di Silvia Panzeri, 40.000 su uno di quelli del padre. Intanto la difesa di Maria Colleoni, moglie di Panzeri, ha depositato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d'Appello di Brescia che lunedì aveva dato il via libera alla sua consegna al Belgio. La decisione potrebbe arrivare in una decina di giorni. Il ricorso dei legali si basa sui problemi persistenti nelle carceri belghe, tra cui il sovraffollamento e la carenza di personale, elementi che avevano portato martedì un altro collegio di giudici bresciani a rinviare a gennaio per approfondimenti la decisione sulla figlia. Entrambe sono ai domiciliari. Camilla Manconi, TGR Lombardia. Grave incidente stradale poco prima della mezzanotte a Cormano, dove una famiglia è stata investita sulle strisce all'uscita dal ristorante. Paura per un bimbo di 10 anni, rimasto però fortunatamente ferito in modo lieve. Più grave invece la madre, 35 anni, ricoverata con trauma addominale al Niguarda. Il padre è stato portato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Il conducente dell'auto, che ha travolto i tre, si è fermato a prestare soccorso. E un uomo di 56 anni è rimasto vittima di un altro grave incidente stradale avvenuto sempre nella notte, poco prima delle 4, lungo la tangenziale Casteggio-Voghera. Era a bordo di un'auto che si è scontrata con un'altra vettura, con a bordo 5 giovani. In tutto dunque 8 le persone coinvolte, 4 i feriti portati in ospedale. Sulla dinamica indaga la polizia. E paura sempre nella notte, ma a Milano, per un incendio divampato al secondo piano di una palazzina di 7 in via Cilea. Evacuate 8 famiglie, una quarantina le persone coinvolte, 11 quelle medicate sul posto dal 118. I 2 occupanti dell'appartamento interessato dall'incendio sono stati portati in ospedale per accertamenti. Mezzi dell'ATM hanno ospitato i residenti per tutta la notte, lo stabile non ha registrato danni strutturali, il rogo è stato domato. Nuovi sviluppi anche nell'omicidio Bozzoli a Marcheno, nel Bresciano, dopo la condanna del nipote dell'imprenditore. Di nuovo indagati il fratello Alex e 2 operai presenti nella fonderia la sera della scomparsa. Tornano nel registro degli indagati a 7 anni dai fatti, uno sviluppo atteso dopo la sentenza di condanna di Giacomo Bozzoli per l'omicidio dello zio Mario nella fonderia di Marcheno dell'ottobre 2015. La Corte d'Assise a fine settembre rinviava in procura gli atti per gli operai Maggi e Abu presenti in azienda e per Alex, il fratello di Giacomo. Per Oscar Maggi l'accusa di concorso in omicidio volontario di distruzione di cadavere. Avrebbe agito d'accordo con l'altro operaio Ghirardini, l'addetto al forno, poi morto suicida. Maggi e Abu, la sera prima della scomparsa di Ghirardini, ne parlano mentre sono intercettati. Ma sai che se Beppo racconta qualcosa di sbagliato siamo nei casini. Un colloquio che ha pesato nella sentenza della Corte d'Assise. Secondo il giudice complicità piena quella di Maggi, connivenza quella di Abu. Oggi in Inghilterra all'operaio senegalese viene contestato solo il favoreggiamento personale, al fratello di Giacomo Alex la falsa testimonianza. Brescia, Pierluigi Ferrari, TGR Lombardia. Ancora a cronaca, nel 2018 era finita ai domiciliari, indagata per corruzione, poi la condanna in primo grado a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Ieri sentenza ribaltata invece per Paola Navone, ex direttrice sanitaria dell'ortopedico CTO Pini. La Corte d'Appello l'ha infatti assolta perché il fatto non sussiste, accogliendo così la richiesta non solo della difesa ma anche del procuratore generale. Sport, basket, Eurolega con l'eccezionale rimonta di Milano da uno svantaggio di 17 punti, 39-56, batte la capolista Monaco con un parziale di 21-1 nel finale e vince a 79-71 mandando in delirio i 10.000 del Forum. È la prima vittoria in casa dopo 7 sconfitte consecutive e senza coach, il coach Messina ha letto con l'influenza, sostituito da Mario Fioretti, decisivo per le stoppate difese. Pippo Ricci ma anche Baron, Al e Davis ci mettono del loro, un bel regalo di Natale per l'Olimpia e un'iniezione di fiducia. E siamo arrivati alla nostra rassegna stampa curata oggi da Eleonora Di Lauro.
Il Corriere della Sera, cronaca di Milano, medici di base e pediatri nei caseggiati popolari, il comune mette all'asta i piani bassi di edilizia residenziale pubblica di sua proprietà. L'iniziativa è volta a incentivare la presenza sanitaria in zone con scarsa assistenza medica. Il bando riguarda 13 quartieri della città. La Repubblica, Inter-Milan, a San Siro niente nuovo stadio se ci sarà il vincolo. Secondo i club l'idea annunciata dal sottosegretario Sgarbi sarebbe una pietra tombale sul progetto e in questo caso il Milan opterebbe su Sesto San Giovanni. E passiamo al giorno, inchiesta del quotidiano su Milano, lavoro e disabilità. Dopo la pandemia crescono le assunzioni, ma 14.000 disabili restano in attesa di un'occupazione. Libero, 5.000 gli artigiani aperti per Natale, idraulici ed elettricisti attivi 24 ore nelle feste, tariffa massimo 100 euro per uscita. Avvenire ancora dalle pagine milanesi, una tavolata per 4.000 persone, Milano festa con i poveri, tante le iniziative della città che condivide cibo, amicizia e preghiera, dal refettorio ambrosiano all'Opera di San Francesco, da Casa Carità a Sant'Egidio, dove ci sarà anche l'arcivescovo Delpini. E ora con Luca Begalli, caporedattore responsabile della provincia di Sondrio, le principali notizie pubblicate sul suo giornale. Continuano le aperture delle schiare in alta valle, aperture che vanno ad aggiungersi al via libera dato alla funivia Snow Eagle in Val Malenco dopo i ritardi dovuti ai collaudi. E poi parliamo di pensioni. Gli aumenti previsti nella manovra del governo per le minime riguardano una platea di 5.600 pensionati over 75 in provincia di Sondrio. C'è poi a Morbegno una piazza molto grande, molto estesa nel comune di Morbegno, che dal prossimo anno saluterà le auto grazie a un intervento di riqualificazione che prevede più verde e una nuova pavimentazione. Grazie a Luca Begalli della provincia di Sondrio e gli altri giornali. La provincia di Como, reddito di cittadinanza con la stretta, allarme per 5.000 persone che attualmente lo percepiscono. Giornale di Brescia, Natale e Capodanno fanno tutto esaurito, montagne e laghi nel Bresciano, quasi impossibile trovare una stanza libera. La provincia pavese, Collegio Universitario e IUS, 24 milioni dalla manovra, raddoppiati i fondi. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.